soprattutto i giovani, se hanno coscienza che a fine della loro serata hanno grandissime possibilità di essere controllati sia per il consumo dell'alcol sia per il consumo di droghe, probabilmente questo induce un percorso virtuoso che abbassa l'uso di queste sostanze o di alcol e produce come effetto quello di maggiore sicurezza sulla strada. Un vertice a Marghera per aumentare le sinergie tra le varie forze dell'ordine sul fronte della sicurezza stradale. L'incontro, cui hanno partecipato varie polizie locali della città metropolitana di Venezia, era già stato programmato, ma i drammatici avvenimenti degli ultimi giorni hanno reso ancora più urgente la necessità di una risposta. Un fortissimo aumento del controllo del territorio, è venuta fuori la proposta di ritornare agli storici pattuglioni del controllo del territorio che metteremo in campo nei prossimi giorni, anche in esito appunto a direttive che ci arrivano dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'arrivo dell'estate ha reso la costa uno dei luoghi che godranno di particolare attenzione. Noi cerchiamo già adesso di mantenere alto il livello di controllo sulla viabilità. Per le occasioni particolari incentiveremo di più ancora i controlli anche con l'ausilio di strumentazioni ad hoc, quali etilometro o test antidroga. C'è bisogno di aumentare i controlli? C'è bisogno di aumentare i controlli, c'è bisogno di aumentare le pattuglie sul territorio e soprattutto di affrontare il problema anche in termini di prevenzione e per quanto riguarda tutto ciò che è alcol, che tutto ciò che è sostanze stupefacenti e le conseguenze dell'abuso di queste sostanze e dell'uso dell'alcol quando ci si mette alla guida. Ma la stretta avverrà anche all'interno del territorio comunale di Venezia. Dove saranno rafforzati i controlli? Nelle maggiori arterie e nella viabilità dove si registrano storicamente gli incidenti stradali maggiormente gravi o con esiti mortali.